Fra passato e futuro, la 159esima mostra del Tigullio proietterà la tradizione dell'artigianato verso i suoi nuovi possibili utilizzi. Lo farà innanzitutto con una rivisitazione dei prodotti tipici del saper fare del territorio. Potrebbe essere anche intesa come qualcosa che un po' che supera i tempi, però è qualcosa di anziano. Ecco, noi riteniamo invece di poterla sempre aggiornare, diciamo, con nuovi argomenti. La qualità sarà interessante. Noi abbiamo chiesto agli artigiani di portarci un'opera del loro ingegno, l'opera che ritenevano più opportuna. Verrà installata in un'atmosfera diversa nella nostra sala Ghio Schiffini, verranno esposte ma con un percorso che poi faranno i visitatori. Previste visite guidate condotte da Agnese Avena attraverso le bellezze del centro storico, il cimitero monumentale di Chiavari e le sale di Villa Rocca, e anche la società economica aprirà le porte alla città per mostrare i suoi tesori e il giardino dei lettori diventerà uno spazio aperto per l'incontro con gli scrittori di oggi. Il venerdì 26 aprile la psicologa e psicoterapeuta della coppia Gianna Schelotto, che presenterà il suo ultimo libro Vorrei e non vorrei. Il sabato 27 aprile ci sarà il romanziere Lorenzo Ricalzi con il suo ultimo libro Le alternative dell'amore, e la domenica 28 aprile avremo come ospite lo sceneggiatore per Disney e Sergio Bonelli editore, Sergio Badino, che ci racconterà come nascono i fumetti. Saranno installate decorazioni floreali ed organizzati laboratori per i più piccoli, mentre sul palcoscenico di Piazza Fenice ogni sera si avvicineranno ospiti di livello nazionale. Si parte con la banda di caricamento il 25, il giorno dopo Ugo Di Ghero presenterà Mistero Buffo, se non c'è bisogno neanche di raccontare, Mistero Buffo viene da Dario Fo. Il sabato ci sarà la banda Osiris, che è un gruppo, anche questi sono musicisti comici che si divertono a giocare con gli strumenti e con la musica. Saranno il sabato sera. Noi dall'Associazione Culturale Sarabande di Genova portiamo qui 3 spettacoli di circo contemporaneo. Verranno qua a Andreano, sempre in Piazza Fenice, il suo spettacolo con l'Hula Hop, molto bello, Andrea Fidelio, domenica sera della compagnia Circoncentriche col titolo Respire.